Il piccolo Bilal Curtesi, di 18 mesi, è deceduto per schiacciamento della scatola cranica, verosimilmente provocato dallo pneumatico di un'auto. Così dall'autopsia sul corpicino del bimbo di Portogruaro, eseguita in mattinata dal medico legale Antonello Cirnelli. Il bimbo morto nella tarda serata di lunedì, dopo almeno un'ora di agonia, dunque per il grave trauma alla testa provocato dall'incidente con l'auto in retromarcia, non è escluso proprio dalla Fiat Punto Grigia della sua famiglia, già posta sotto sequestro dagli inquirenti. La svolta nelle indagini ha perciò smentito completamente la ricostruzione dei familiari, che ai carabinieri avevano parlato di una caduta accidentale del piccino mentre si trovava sul cofano dell'auto, e così il giorno dopo la tragedia pure ai nostri microfoni lo zio. Sentite. La macchina era qua? Sì, la macchina era qua e la bambina l'ha appoggiato Eh? sul cofano della macchina e il bambino è caduto Si è battuto la testa. e ha battuto la testa. All'autopsia delle scorse ore hanno partecipato anche il legale dei genitori e un consulente, che sono stati indicati dalla coppia in quanto parte offesa. Nelle prossime ore la procura di Pordenone deciderà come procedere nell'inchiesta e se iscrivere qualcuno dei familiari nel registro degli indagati.